altre serate all'insegna della musica e del vino e della gastronomia. Sì, è un evento straordinario organizzato dall'Associazione per Borgo Ferrovia, un'associazione che sta rivitalizzando tutto il quartiere, che insieme alle azioni messe in atto dall'amministrazione sta creando un futuro importante per questo quartiere. Noi, nella speranza che verrà riattivata al più presto la stazione di Borgo Ferrovia, noi stiamo lavorando per ridare l'ex macello, la struttura dell'ex macello alla borgata. Entro fine anno verrà ridata l'area dell'ex isochimica, dovremmo acquisirla, però termineranno i lavori secondo cronoprogramma dei lavori di risanamento. Ci sono tante cose che faremo insieme alla cittadinanza, insieme all'associazione. È un percorso partecipato che mi auguro che porterà i suoi frutti, anzi ne sono certo.